Appuntamento con una rassegna qui nella chiesa di Francenigo, dove il tema cardine sarà la vita di San Francesco, il suo legame con il crocifisso, ma anche il tema del coraggio di cambiare vita. Quanto dalla storia di San Francesco si può prendere ispirazione e coniugarlo nei tempi difficili attuali? Oh, la domanda è impegnativa perché fa riferimento a un grande personaggio, così è stato, è tuttora Francesco d'Assisi, uno dei più grandi santi, il più santo degli italiani, il più italiano dei santi e il patrono d'Italia, quindi porta un'eredità di 8 secoli che non sono pochi, è una eredità di santità, ma anche di vita veramente dedicata al prossimo, agli altri, preferendo sempre, scegliendo gli ultimi, i più bisognosi, i poveri, e quindi è una carica che ci viene di santità, indubbiamente, e di umanità, che credo sia provocante anche ai nostri giorni. Quanto e cosa può essere ritenuto ancora valido e attuale? E da parte di Francesco, che era benestante, apparteneva alla classe dei mercanti, aveva un futuro già segnato di benessere, di sviluppo, di mercato e quant'altro, accorgersi che ci sono anche coloro che non contano socialmente, che sono esclusi, socialmente emarginati, i poveri che non possono vantare quasi diritti e anche un avanzamento nella dignità di vita e nel migliorare la vita. Accorgersi di questo è stato per Francesco un cambiamento radicale nella sua persona. E dopo che scese a cavallo quel giorno per abbracciare il lebbroso, lui stesso dice, lo ricorda nel testamento, ciò che prima mi sembrava amaro, da quel momento in poi mi divenne dolce. Quindi un cambiamento radicale nella vita e nel gustare la vita da parte di Francesco. Questa sera parleremo del crocifisso di San Damiano, che sta alle origini della sua vocazione, della sua missione, della sua vita, ecco, rinnovata, radicalmente rinnovata. Con la scoperta di Francesco, che è stata graduale, a seguito di incontri, è stato un incontro con quel crocifisso, in una chiesetta diroccata, abbandonata, fuori Assisi, nella campagna di Assisi, San Damiano. Quel Cristo ti rivela un amore che non aveva mai conosciuto. Gesù gli dice: va Francesco, ripara la mia casa che come vedi è in rovina. Allora quel Signore Dio, di cui lui aveva una grande, estrema venerazione, ma anche un senso di indegnità, di lontananza, che gli affida la sua casa, va, ripara la mia casa. Questo Signore che si prende cura di lui, lo chiama personalmente per una missione che poco alla volta lui comprenderà. Non si trattava, non era di restaurare una chiesetta diroccata, ma la Chiesa che il Signore conquistò a prezzo del suo sangue e che al tempo aveva estremo bisogno di rinnovamento. Questa scoperta di Gesù, questa scoperta di Cristo, che gli fa scoprire poi la presenza di Cristo nel povero, nell'ultimo, nell'emarginato, nel malato, lebbroso in modo particolare, è ciò che lo rende veramente un santo più che attuale. Cristo, il Vangelo, la religione non può isolarci se non portarci un impegno sociale che deve essere rivoluzionario, vale a dire deve cambiare, diciamo, le sorti del mondo. E allora se ci guardiamo attorno vediamo quanto sia urgente, quanto sia importante questo cambiamento di mentalità e proprio di scelte di vita, di priorità nella propria